Musica Venezia is honored to participate in Art Night, dedicated this year to the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri, who wrote his great work, The Divine Comedy, in Italian, at a time when, quote, serious subjects were composed only in Latin, the literary language of Italy at the time. However, The Divine Comedy is a work proving that serious and profound subjects can indeed be written in the vernacular, in Italian. Musica Venezia è onorata di partecipare ad Art Night, dedicata quest'anno al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, che scrisse la sua grande opera, la Divina Commedia, in italiano volgare, in un'epoca in cui le tematiche serie venivano trattate in latino e Dante dimostrò come argomenti seri e profondi potessero essere scritti in volgare. The Divine Comedy is the spiritual journey of a poet who examines what love means for the salvation of humanity. It is only after initiating his quest in the Inferno, where sinners only knew sensual love, and then passing through purgatory, where Dante finds other earthly forms of love, that the poet finally attains the highest form of love, spiritual love, the divine love of God in paradise. La Divina Commedia è il viaggio spirituale di un poeta che riflette su cosa significhi l'amore per la salvezza dell'umanità. Dopo aver iniziato la sua ricerca nell'inferno, dove i peccatori conoscono solo l'amore sensuale, Dante passa per il purgatorio, dove incontra altre forme terrene di amore e finalmente incontra in paradiso la forma più alta dell'amore, l'amore spirituale, l'amore divino, l'amore di Dio. The sensual love Dante finds expressed by the sinners in the Inferno embody the lines of a famous poem by Christopher Marlowe, "Love is pure pleasure and delight. Come with me and be my love, and we will all the pleasures prove." While in ancient poetry love was mainly expressed as passion, in the 11th century a dramatic change occurred. A new notion, courtly love, amore cortese, appeared, originating in Provence, the south of France, created by the troubadours, whose works flourished for 200 years, from the 11th to the 13th century, when it influenced Dante's Vita Nuova in 1292. L'amore sensuale che Dante trova espresso dai peccatori nell'inferno ben si rappresenta nei versi di un famoso poeta elisabettiano, Christopher Marlowe, autore come pure amore come puro piacere e delizia. Vieni con me e sii il mio amore e tutti i piaceri proveremo. Mentre nella poesia antica l'amore era rappresentato principalmente come passione, nell'XI secolo si verificò un drastico cambiamento. Apparve una nuova nozione, quella di amor cortese, originata in Provenza, nel sud della Francia, e creata dai trovatori, le cui opere fiorirono per 200 anni, dall'XI al XIII secolo, e determinarono la nascita del dolce stil nuovo e l'opera di Dante, La Vita Nuova, nel 1292. The beloved was now refined, sensitive, and often rejected the seductive advances of the troubadour. Unrequited love and longing for its fulfillment on both the physical and spiritual level became the main theme. The songs are mostly melancholy laments of the rejected lover. The lady beloved by him was refined, often married, and unattainable. The rejected suitor expressed his grief through the beautiful songs he sang, and often he composed them himself. L'amata è ora raffinata, sensibile e spesso rifiuta le seducenti avance del trovatore. L'amore non corrisposto e il desiderio per la sua realizzazione, sia a livello fisico che spirituale, sono diventati il tema principale. The troubadours were not wandering minstrels from the lower classes, but often of noble origin, and their audience
were made up of aristocrats, whom the troubadours entertained in their castles and palaces. Richard the Lion-Hearted, King of England, was famous for his troubadour songs. These works are elegant love songs in which the troubadour expresses his wish not to conquer, but to serve his lady. I trovatori non erano menestrelli erranti delle classi inferiori, ma spesso di origine nobile, e il loro pubblico era composto da aristocratici che i trovatori intrattenevano nei loro castelli e palazzi. Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, era famoso per le sue canzoni trovadoriche. Queste canzoni sono eleganti canzoni d'amore, in cui il trovatore esprime il suo desiderio non di conquistare, ma di servire la sua signora. It is often very difficult to find musical scores for these songs now. It was an oral tradition, and only a relatively few collections of manuscripts called chansonnières exist that include musical notation. The style was monodic, for one solo voice, not polyphonic, for two or more voices singing together, often with different words and melodies in contrasting counterpoint. Sung in monody, the words of the troubadour songs are clear and easily understood. Spesso è difficile trovare spartiti musicali, anzi è quasi impossibile, per queste canzoni. Era una tradizione orale, infatti, ed esistono solo poche raccolte di manoscritti chiamati chansonniers che includono la notazione musicale. Lo stile monodico per una voce solista e non polifonico, per due o più voci che cantano insieme, spesso con parole e melodie diverse in contrappunto contrastante. Cantati in monodia, le parole dei canti trovadorici sono chiare e facilmente comprensibili. An important event occurred in the history of Italian music when the troubadours fled Provence in 1209 when the Pope attacked a heresy that rejected the priests. And the troubadours fled to Italy, to Sicily, to the court of the Holy Roman Emperor Frederick II. And it was here, in the middle of the 13th century, that the troubadours influenced the Italian poets, forming the Sicilian school of literature, writing poetry in Italian when the standard literary language was still Latin. Dante himself acknowledges their influence on his work and says, "It is in truth those great men and enlightened Frederick Caesar and his worthy son Manfred, that I was able to express the nobility of their spirits." Un evento importante si verificò nella storia della musica italiana quando i trovatori fuggirono dalla Provenza nel 1209 a causa della crociata cosiddetta contro l'eresia catara, i catari, gli albigesi, la città d'Albi, lanciata dal Papa Innocenzo III. I catari criticavano radicalmente le istituzioni e i privilegi del clero e la crociata, fiancheggiata dal re di Francia, contribuì alla decadenza della lingua doc. I trovatori allora fuggirono in Italia, in Sicilia, alla corte dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia, qualcuno ricorderà. Fu qui, a metà del XIII secolo, che i trovatori influenzarono i poeti italiani, formando la scuola di letteratura siciliana, scrivendo poesie in italiano, quando la lingua letteraria standard era ancora il latino. Lo stesso Dante riconosce la loro influenza nelle sue opere. Sono, in verità, quei grandi uomini e l'illuminato Federico Cesare e il suo degno figlio Manfredi che ho voluto esprimere la loro nobiltà d'animo. The Divine Comedy is Dante's journey to the other world, the purification and rebirth of the individual soul through the vision of God. In the Inferno, the poet finds sensual love, which might be represented by a red rose. But it is in paradise that Dante has a vision of divine love symbolized by a white rose, formed by saints, souls, and angels, with God as its center. As the important scholar Erich Auerbach says, Dante, the great poet, believes that it is through love that there will be a rebirth of all humanity. It is love which raises man to the vision of God, and he communicates this belief not in a scholarly treatise, but in a great poetic work, the Divine Comedy. La Divina Commedia è il viaggio di Dante nell'altro mondo,
la purificazione e la rinascita dell'anima individuale attraverso la visione di Dio. Nell'inferno il poeta trova l'amore sensuale, che potrebbe essere rappresentato da una rosa rossa, ma è in paradiso che Dante ha una visione dell'amore divino, simboleggiato da una rosa bianca, formata da santi, anime e angeli, con Dio come centro. Come dice l'importante studioso Erich Auerbach, Dante, il grande poeta, crede che è attraverso l'amore che ci sarà una rinascita di tutta l'umanità. L'amore che eleva alla visione di Dio e comunica questa convinzione non in un trattato accademico, ma in un'opera poetica. Nella lettura concerto che ci apprestiamo a eseguire convergono questi due elementi, questi due filoni. Da una parte quello dei troubadours, che determinarono lo stile e le scelte poetiche di Dante, Daniel Arnaud, Bertrand de Born, Fouquet de Marseille, Sordello, e in seguito Guido Guinizelli. Dall'altra il percorso di elevazione del concetto e della pratica di amore. Una nota fondamentale: le musiche che verranno eseguite durante la lettura sono esattamente di questi troubadour, degli stessi personaggi che vengono incontrati durante il viaggio. Allora, dopo questa breve conferenza, speriamo di non avervi troppo annoiato, attacchiamo con Dante e le musiche e per dare una scossa attacchiamo subito con un canto molto conosciuto, forse il più bello dell'Inferno, il canto quinto, quello dei lussuriosi, dove sono le anime lussuriose, dei lussuriosi non pentiti, quelli che sommettono, che la passione sommettono al talento, che sono scossi dalla bufera infernale che mai non resta. Tra loro c'è ovviamente Paolo e Francesca, che sono lussuriosi, non pentiti, semplicemente perché furono colti in flagrante di guanciotto malatesta, il marito di lei e fratello di lui, per cui non c'era veramente il modo di pentirsi. E il testo che leggo, ovviamente io durante le letture sarò costretto a fare dei tagli qua e là, mi sono permesso, lesa maestà, lo so, ma è per rendere, diciamo, la comprensione più agevole. Ogni tanto darò anche qualche spiegazione, perché io non sono uno studioso, ovviamente, sono un attore, quello che mi interessa è che comunicare e che le cose vengano capite e sentite. Quindi io partirò dal momento in cui, dopo che Virgilio, che accompagna Dante nell'Inferno e nel Purgatorio, ha fatto un elenco di tutti i dannati illustri, lussuriosi, che sono ospitati nella bolgia. E quindi... Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che imena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: «Oh anime affannate, venite a noi parlare, s'altri non niega». Quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera veddido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso noi, che tignemmo il mondo di sanguigno,
Se fosse amico il Re dell'universo, noi pregheremmo Lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlare vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci suoi. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quand'io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pensi? Quando risposi, cominciai: oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso la bocca, mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men così che mio morisse, e cadde come corpo morto cade.
Comunque Arnaut lo andiamo a incontrare adesso, perché saliamo al Purgatorio, nel canto 26, dove Dante, guidato da Virgilio e dall'altro poeta latino Stazio, che sono in tre, incontrano due schiere di anime di lussuriosi secondo natura o contro natura, lussuriosi che però si sono pentiti, quindi in qualche modo hanno peccato in modo eccessivo, ma hanno avuto modo di redimersi. E una di queste anime è Guido Guinizelli, maestro di Dante, verso cui Dante manifesta tutta la sua ammirazione e considera Guinizelli il creatore del dolce stil nuovo. Per i ricordi scolastici, Guido, vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi per incantamento. Gli italiani magari se lo ricordano, quelli che hanno studiato. E Guido non può sfuggire che Guinizelli, insieme ad Arnaut, l'ultimo penitente con cui Dante dialoga, come Francesca da Rimini era stata la prima, che abbiamo anche lei lussuriosa ma non pentita, era stata il primo dannato. Francesca era stata consumatrice di quella letteratura amorosa che l'aveva condotta insieme a Paolo all'inferno, mentre Guido, come Arnaut e Dante stesso, ne era stato produttore di questa letteratura, no? Per cui è come se Dante chiudesse il cerchio indicando tale letteratura come non condannabile in sé, ma come rischiosa sul piano della salvezza, perché può portare alla dannazione quei lettori che ne mettono in pratica i modelli, abbandonandosi al piacere dei sensi. E sul finale del canto Dante e Guinizelli dice: sì, ma è migliore di me, il mio maestro è stato Daniel Arnaut, e indica Arnaut, il quale fa una sorta di ritrattazione del suo stile poetico. Io comincio, la lettura comincia, allora un po' di spiegazioni ci vogliono, perché la prima terzina dice Arnaut e Guinizelli che risponde a Dante, e comincia: farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi pria calo stremo. Questo scemo vuol dire ti renderò scemo, vuol dire vacante, insomma, colmerò la non conoscenza che tu hai di me presentandomi, e già mi purgo, sono nel purgatorio per essermi come dire, pentito prima che lo stremo, prima della morte. Farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli, e già mi purgo per ben dolermi prima calo stremo. Quand'io, Dante, odo nomar se stesso, il Padre mio, ed gli altri miei miglior, che mai rime d'amor usar dolci e leggiadre, e senza udire e dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né per lo foco in là più m'appressai. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ma, Guinizelli, se le tue parole orver giuraro, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui: li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro inchiostri, i loro libri. Oh frate, disse, quest'io ch'io ti cerno col dito, e additò uno spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno, versi d'amore e prose di romanzi, sover che ho tutti, e lascia dirli stolti che quel della Mosi credon c'avanzi. Or, se tu hai l'ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale Cristo abate del collegio,
falli per me un dir d'un Pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo dove poter peccar non è più nostro. Poi, forse per dar luogo altrui, secondo che presso avea, disparve per lo fuoco, come per l'acqua il pesce andando a fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. Ei cominciò liberamente a dire, e qui parla in catalano: Tan m'abelis vostre cortes deman, tanto mi fa piacere la vostra cortese richiesta, che eu non me puesc ni voli a vos coprire, che non posso che scoprirmi a voi. Ieu sui Arnaut, che plor e vau cantan, io sono Arnaut che piange e canta, con Sirus vei la passata folor, pentito per le passate follie, le passate passioni, e vei io sen lo gioi che mi sperde man, e vedo comunque la gioia che mi aspetta domani. Ara vos prec, per aquegli valor che vos guida al son delle scalina, adesso vi prego per il grande valore, il merito che avete, che vi permette di salire in paradiso, sovegna vos a temps de ma dolor, ricordatemi del mio dolore. Poi s'ascose nel fuoco che li affina, che li purifica. Lo far voler che il cor m'intra, no poces becres consendre ni ulga, de las vengerchi per mal disarma, e carnolaus batrea mia pergia, si balsa fraula io non aura ucle, iausirai io in desero din chambra. Questo è Daniel Arnaut. Bene, allora io ho detto prima catalano, in realtà è provenzale, la lingua doc, che è poi trasmutata nei paesi nel catalano, che in Francia fu praticamente ridotta a minoranza linguistica grazie al re della Languedoc di Parigi e grazie all'aiuto del Papa, come abbiamo detto nell'introduzione, lingua che è scomparsa nel sud della Francia. Incontriamo adesso un altro dei trovatori provenzali ispiratori di Dante, Bertrand de Born, che troviamo all'Inferno nel canto 28esimo,
quello in cui sono puniti i seminatori di discordia, quelli che provano guerre, conflitti. E Bertrand de Born era anche un esperto guerriero, oltre che poeta. E lui si trova in questo canto perché provocò discordia tra il re d'Inghilterra Enrico II e il figlio. I seminatori di discordia sono puniti in maniera singolare, sono tormentati da dei diavoli che con delle grandi spade continuamente li fanno a pezzi, letteralmente. Li squartano, li tagliano il braccio, il corpo e questi arti si ricompongono e tutto ricomincia da capo. Bertrand de Born, sentirete adesso in che stato è ridotto. Io vidi certo, e ancor par ch'io veggia, un busto senza capo, andar siccome andavano gli altri della trista greggia. E il capo tronco tenea per le chiome, peso con mano a guisa di lanterna. E qui mirava noi e diceva: «Oh me!» Di sé facea a se stesso lucerna, ed eran due in uno ed uno in due, come esser può, quel sa che si governa. Quando diritto al piede il ponte fue, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue, che furo: «Or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi s'alcuna è grande come questa, e perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertrand del Borgno, quelli che diedi al re giovane i mai conforti. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli, Achitofel non fe più d'Absalone, e di David coi malvagi punselli. Perch'io partii così giuste persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che è in questo troncone. Così s'osserva in me lo contrappasso. A un concerto in genere non si applaude, no? Ma se vi scappa non è un peccato grave, non verrete messi all'inferno, al massimo in purgatorio. E ho detto giuste persone, invece giunte persone, partir giunte persone.
Adesso andiamo, incontriamo il più famoso trovatore italiano, un certo Sordello. Per uno musicista Sordello sono un po' strano. E si trova nell'antipurgatorio. Allora, Virgilio e Dante e Stazio stanno cercando la porta del purgatorio e si sono un po' persi. Allora chiedono la strada a destra. Scusa, non ti dico, ma fai in ponte una cale a destra e a sinistra. No, non è quello. E trovano uno, tutto lì in un cantone, scontroso, gli fanno domande e questo non risponde, se ne sta là con gli occhi di traverso come un leone che riposa, veramente totalmente sgarbato. Fintanto che e lui chiede Sordello a loro: ma voi chi siete? Da dove venite? E Virgilio gli scappa: Mantua. Quell'altro appena sente Mantua: ah, amico, compatriota, concittadino, comincia a fare dei festeggiamenti spropositati. E Dante dice: ma come? Se eravamo stranieri, e invece è tuo concittadino, queste cose. E questo gli dà occasione per, come dire, per una filippica sul male tipicamente italiano, ma esiste in tutto il mondo, è la verità, del campanilismo, del siamo noi altri, tra noi, riconosciti, no? Campanilismo, familismo, che provoca discordie, conflitti, è ancora un male d'epoca. Continuiamo a soffrirne. E ovviamente comincia a parlare di tutti i mali dell'Italia di allora, causati da questa situazione. Virgilio che parla. Ma vedi là un'anima che, posta sola soletta, in verso noi riguarda. Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimo a lui. O anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci diceva alcuna cosa, ma lasciavane gir solo sguardando, a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando, ma di nostro paese e della vita ci inchiese, e il dolce duca incominciava: Mantua, e l'ombra, tutta inserromita, surse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: «O mantovano, io son Sordello della tua terra», e l'un l'altro abbracciava. Serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quel con muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode. Che val? Perché ti racconciasse il fieno Giustiniano, se la sella è vota, s'ansesso fora la vergogna meno. Qui devo fare una piccola pausa, se no non capite. Dice: ma per cosa servono le leggi se poi non vengono applicate? E qui c'è tutto un discorso su Alberto d'Asburgo, l'imperatore, che Dante desidera che venga in Italia a prendere in mano le sorti del paese. Quindi è un invito a Alberto tedesco per ottemperare ai conflitti, ai frazionamenti, alle divisioni italiche. Cerca, misera, intorno della prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vota, s'ansesso fora la vergogna meno. Gente, che dovresti essere devota e lasciar sedere Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda
come sta fiera l'Italia, è fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella, le briglie. Oh, Alberto Tedesco, che abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia e dovresti inforcarli i suoi arcioni. Vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vieni a vedere la tua Roma che piange, vedova e sola, e dì e notte chiama: Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a vedere la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti move, a vergognarti vien della tua fama, che le città d'Italia tutte piene son di tiranni e un Marcel qualunque diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere... E qui comincia per una volta tanto a fare un elogio di Firenze, ma di Firenze, la Firenze dei Guelfi bianchi, la Firenze del popolo. In realtà ne parla continuamente, la bastona continuamente. Questa era Fouquet de Marseille. Un altro dei trovatori che incontriamo adesso nel Paradiso. La vicenda umana nel canto nono del Paradiso. La vicenda umana di Fouquet è caratterizzata da un amore sfrenato e sensuale, seguito da un ravvedimento. Fouquet riconduce tutto alla teoria degli influssi astrali, al disegno provvidenziale, per cui l'inclinazione ad amare è una delle influenze che le intelligenze angeliche inviano sulla terra e sono finalizzate al bene, per quanto tocchi poi agli uomini farne buon uso e realizzare opere virtuose secondo la teoria del libero arbitrio. Fouquet a questo punto racconta di Firenze e del Papa, due entità che ama criticare. Fouquet racconta che Firenze è il prodotto di Lucifero, che per primo si ribellò a Dio. La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore, Lucifero, e la cui invidia è fonte di tanta sofferenza. La città, Firenze, produce e diffonde il maledetto Fiorino, che ha sviato le pecore e gli agnelli, tutto il popolo cristiano, dal momento che ha trasformato in lupo il pastore, suscitando avidità nel Papa e nei prelati. E qui sono le critiche a Roma, al Papato, al Vaticano.
Per questo i Vangeli e i libri dei padri della Chiesa sono abbandonati e si leggono solo i decretali, ovvero le leggi del Papa. Come si evince dai loro margini, il Papa e i cardinali pensano solo a questo e non si curano di bandire una crociata per liberare Nazareth. È Fouquet che parla. La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore c'ha disviate le pecore e gli agni, però che fatto al lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottori magni son derelitti e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali. Non vanno i lor pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali, ma a Vaticano e l'altre parti elette di Roma che son state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien dell'adulterio. Parlando di influssi astrali, andiamo al canto terzo del Paradiso, stiamo elevandosi, quello degli spiriti difettivi, in quanto in vita subirono l'influsso della luna, che, secondo le credenze astrologiche del Medioevo, rendeva incostanti. Essi non adempirono ai voti pronunciati. E incontriamo Piccarda Donati, che appunto si trova nel livello più basso di beatitudine, e Dante gli chiederà: ma nel vostro stato voi in qualche modo ne soffrite, visto che vi trovate in basso rispetto agli altri beati? E lei risponderà, come capirete. Ma racconta anche come non è molto colpevole di quello che le è successo, perché lei aveva preso i voti da suora di Clarissa, Santa Caterina, di cui si parla, e fu rapita dal fratello e data in moglie per motivi di strategie politiche. Per cui, insomma, Piccarda. E io, all'ombra che parea più vaga di ragionar, drizzammi e cominciai, quasi come uom cui troppa voglia smaga. O ben creato spirito, che arai di vita eterna la dolcezza senti, che non gustata non si intende mai. Grazioso mi fia se mi contenti di nome tuo e della vostra sorte, ond'ella pronta e con gli occhi ridenti la nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol, simile a sé tutta sua corte.
fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben se riguarda, non mi ti celerà l'esser più bella, ma riconoscerai chi son piccarda, che, posta con questi altri beati, beata son in la sfera più tarda. Li nostri affetti, che solo infiammati son nel piacer dello Spirito Santo, letizian del suo ordine formati, e questa sorte che par giù con tanto, però n'è data, perché fuor negletti li nostri voti e voti in alcun canto. Ond'io a lei, nei mirabili aspetti vostri risplende non so che divino che vi trasmuta dai primi concetti. Ma dimmi, voi siete qui, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco, per più vedere e per più farvi amici? Con quelle altre ombre pria sorrise un poco. Da indi mi rispose, tanto lieta, carde parea d'amor nel primo fuoco. Frate, la nostra volontà quieta, virtù di carità, che fa volerne sol quel c'avemo, e d'altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, foran discordi li nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, e la sua volontade è nostra pace. Ella è quel mare al qual tutto si muove, ciò che ella cria o che natura face. Perfetta vita e altro merto in cela, donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela. Dal mondo per seguir la giovinetta fuggimmi, e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più che a bene usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra, e Dio si sa qual poi mia vita fusi. Gesù sopra
Continui. E si conclude qui il nostro viaggio, il percorso dalla rosa rossa dell'amore sensuale terreno alla rosa bianca dell'amore celeste, che è la figurazione al cui centro ci sarà Dio e tutti gli altri i santi, gli angeli, Cristo e la Vergine. La rosa bianca, la rosa dei beati che possono contemplare il volto di Maria e di Gesù. La guida in questo ultimo momento è San Bernardo, intento a contemplare il volto della Vergine, si rivolge a Dante e liberamente inizia a spiegargli la disposizione dei beati nella rosa celeste. Terminata la sua spiegazione, Bernardo esorta Dante a guardare il volto di Maria, perché solo il suo splendore potrà aiutarlo a contemplare la figura di Cristo. Come momento finale del canto avremo il messaggero, l'arcangelo Gabriele, che annunciò a Maria l'incarnazione di Gesù Cristo nel suo ventre. Questo è Bernardo, San Bernardo che parla. Riguarda ormai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo. Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover, portata nelle menti sante create a trasvolar per quell'altezza, che quantunque io avea visto avante, di tanta ammirazione non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quello amor che prima li discese, cantando Ave Maria, grazia plena, dinanzi a lei le sue ali distese. Rispose alla divina cantilena da tutte le parti la beata corte, sicché ogni vista sen fe più serena. O Santo Padre, che per me comporte l'esser qua giù, lasciando il dolce loco nel qual tu siedi per eterna sorte, qual è quell'angel che con tanto gioco guarda negli occhi la nostra regina, innamoratosi che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina di colui che di Maria come lei, come del sole stella mattutina. Ed egli a me, baldezza e leggiadria, quant'esser puote in angelo e in alma, tutta in lui, e sì volem che sia, purché egli è quelli che portò la palma giuso a Maria, quando il figliuol di Dio carcarsi volle della nostra salma. Rosa de medane que parece
ci manca un personaggio, Beatrice. E vogliamo concludere non con Beatrice nel Paradiso, ma con un sonetto della Vita Nova che sicuramente tutti conoscono, che è forse il più conosciuto dei sonetti dello Stil Nuovo. Cerco di dirlo a memoria, in caso mi aiuti. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella sen va, sentendosi laudare benignamente, d'umiltà vestuta, che par che sia una cosa venuta di cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira ed ha per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si mova uno spirito soave e pien d'amore che va dicendo all'anima: sospira. La virtù celestiale con la grazia supernale ente firca virginale discese benignissima la nostra redenzione, prese incarnazione in che senza corruzione da te donna santissima, Ave donna santissima, regina potentissima, Ave donna santissima, regina potentissima. Stando al mondo senza il mondo, tutto fu per te giocondo, lo superbo, lo profondo, e l'aere suavissima, quasi come la vitera, quando l'ira del sol la fiera, dentro passa quella sfera, che tanto splendidissima, Ave donna santissima, regina potentissima, Ave donna santissima, regina potentissima. Stando con le porte chiuse, ente Cristo s'era inchiuse, quando te sede schiuse, per mansi sti purissima, tu sei porta e tu sei domo, in te naco ed ico e t'amo, arboreto e tu sei pomo, che sempre sta florissima, Ave donna santissima, regina potentissima, Ave donna santissima, regina potentissima, Ave donna santissima, regina potentissima, Ave donna santissima, regina potentissima. Bene, noi, Roberta? Grazie.
Roberta Rieder, direttrice di Musica Venezia, organizzatrice dell'incontro. Simona Gatto e Davide. Di cognome come fai? Mi ricordo anche tu? Adriano Juristovic. Vabbè, Adriano Juristovic. Sono io. Grazie, speriamo di avervi dilettato e quando uscite da qua non peccate, mi raccomando.